gli mandiamo sia la base che l'elicottero e poi vediamo. Verbagna, Carabinieri? Sì, salve 118, ascolti, noi stiamo mandando un po' di mezzi, quelli che riusciamo a recuperare, non so se vi hanno detto a Stresa, pare sia caduta una cabina. Aspetta, sì, ascolta, solo al telefono. Scusi un attimo. Io sto mandando la medicalizzata, mando l'elicottero, che è schiantata una cabina. Ok, mandiamo i vigili del fuoco, l'elicottero, ascolti, è caduta una cabina alla funivia di Stresa. Ma è sopra in cima al Mottarone, quindi? Ah, ma allora non... Ma alpino o Mottarone? Che casino. Allora, mi dicono in cima al Mottarone. Sì. Alla funivia. No, perché adesso mi ha detto piazzale... Aspetta un attimo. Perché hanno messo piazzale Lido, ma allora non è lì. Aspetti un secondo. No, perché lì è Cascano. No, da Verbagna, no. In quel 19 non che sia la cosa del momento, ho cercato attendere a inviare. Nord, da Verbagna, Nord. Verbagna non ci arriva più. Vai verso Stresa, poi ti dico. Al momento tranquillo perché non so a che altezza. Non è che caduta Stresa da nord, da centrale, Stresa. Stai lì in zona che appena so altre notizie ti dico. Al momento so che è caduta la cabina della funivia ma non so dove. Un attimo che ho il 118 in linea. Allora, sente, io stiamo a andarvi lì, però stiamo cercando di capire perché pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco, non è neanche raggiungibile da un mezzo via terra. E ascolti, è caduta la cabina della cabinovia della funivia di Stresa. Sì. Non sappiamo di preciso dove, il collega è ancora al telefono, adesso allertiamo anche il SASPA, perché pare che non sia raggiungibile via terra, all'interno c'erano almeno 6 persone, non si sa le condizioni, sicuramente sono gravissimi. Ok. Io la devo salutare perché devo gestirmi tutto l'intervento, abbia pazienza che è un po' complesso. Appena possibile mi fate sapere Assolutamente a che altezza? sì, non lo sappiamo neanche noi, appena posso sì, salve, Grazie, salve. grazie.